La grande vela sta per tornare a Cagliari e questa volta non si può sbagliare. Dopo le delusioni degli scorsi anni, l'isola è pronta a riprendersi il suo posto nel mondo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Resta con me per capire se questa è davvero la volta buona per la Sardegna. Metti like al video e iscriviti per non perdere le notizie che porto sulla terra sarda. Cagliari, la casa storica di Luna Rossa, è stata indicata come la sede più probabile per le regate preliminari dell'America's Cup. Per la Sardegna si tratterebbe di un debutto assoluto, un'occasione d'oro per vedere dal vivo i Formula 1 del mare. Ma perché c'è così tanta tensione intorno a questo annuncio? In passato il sogno era sfumato per ben 2 volte. Nel 2020 a causa della pandemia e nel 2023 per polemiche e scontri durissimi tra la regione e gli organizzatori neozelandesi, che portarono le gare fino in Arabia Saudita. Vedere queste imbarcazioni sfrecciare nel mare di Cagliari non è solo sport, è orgoglio, è riscatto, è la Sardegna che sfida il mondo. Questa non è una sfida lontana, è qualcosa che porterebbe migliaia di persone nelle nostre strade e sotto i nostri occhi. Mentre la finale della 38esima America's Cup si terrà a Napoli, i preliminari potrebbero essere l'ultima chance per i sardi di vivere questa magia da vicino. Il calendario definitivo verrà ufficializzato il 21 gennaio, data in cui sapremo se Cagliari tornerà finalmente protagonista. Cagliari riuscirà finalmente a ospitare queste regate o sarà l'ennesima occasione sprecata per la nostra isola? Fammi sapere cosa ne pensi, lascia un like e iscriviti per restare sempre informato. Grazie per avermi seguito, una cosa che non do mai per scontato. Ciao e passa una splendida giornata, ci rivediamo in un altro video.